Un pareggio e 2 vittorie di fila sono il biglietto da visita con cui il Vado si presenta al cospetto di una sanremese che, come tutti gli anni, quando deve fare il salto di qualità, incappa in risultati che ne frenano il cammino. Al Comunale di Sanremo chi vince si lancia verso le zone alte. La prima immagine di Nico Cosentino non poteva che essere una punizione di Giorgio Gagliardi che su questo campo tanti gol ha fatto da quella mattonella, ma con l'altra maglia. Risposta matuziana con la bordata di Lomatov dalla distanza e Satanino che deve volare per togliere la sfera dell'incrocio dei pali. Vado più propositivo nei primi minuti di gioco e vantaggio che arriva al termine di una bella azione manovrata che parte da sinistra e passa per lo scarico a Bussaglia, affilatissimo al destro del numero 6 che non lascia scampo l'estremo locale per la rete del vantaggio degli uomini di Cotta Fava. Pareggio quasi immediato da un esterno all'altro, cross da sinistra che attraversa tutta l'area sul secondo palo, l'incornata di Lomatov fa 1-1 e manda le squadre negli spogliatoi sul pareggio, anche perché Gagliardi prima del duplice fischio prova l'acuto personale ma viene murato dal portiere rossoblù. Ripresa in cui i ritmi calano, si fanno sentire le fatiche dell'infrasettimanale, punizione Vado, non calcia Gagliardi ma il sinistro di Mameli costringe lo stesso Maffia alla grande parata. Nel finale a murare Maglione è un suo compagno e la botta del numero 8 non termina dove sembrava indirizzata. È l'ultima delle poche occasioni del secondo tempo. Saremese e Vado non si fanno male e arrivano rispettivamente al terzo e quarto risultato utile consecutivo. Settimana prossima Mattuziani a Saluzzo, Vado in casa col Varese.